Scusate, anche noi siamo all'oscuro delle fasi della gara da qua, adesso passa il corteo storico col Vincitoro e noi dedicheremo a tutta la parte rievocativa storica l'inno San Marco. Viva il dolce, viva il mar, il nostro vessillo vogliamo sul mar, di terra, San Marco e i Prodi, il nostro vessillo vogliamo sul mar, il nostro sì, vogliamo sul mare. Siamo la voce del sole che spinge la barca, vogando sul Reno, cantando la mesta canzone. La Venezia, la patria diletta, posti regina, possente sui mari, posti regina, possente sui mari. Da vigore, speranze d'amor. Viva Venezia, viva San Marco, e viva le glorie, Bene, aspetta Paolo, ti interrompo perché dobbiamo dare una comunicazione di servizio. Chiedo a tutti quanti presenti di sedersi, di prendere posto perché sta per passare il corteo storico, quindi diamo la possibilità a tutti di godersi questo spettacolo perché tra poco vedremo sopraggiungere le prime imbarcazioni, quindi chiedo a tutti i presenti di accomodarsi ai propri posti in modo che così possiamo ammirare questi colori e queste eccezionali imbarcazioni che ripercorrono la storia, la tradizione, la voga
qui a Venezia. Vai Paolo, lascio a te la linea. Allora io sono con l'occhio verso l'Accademia, perché tra poco dovrebbe comparire la Serenissima con 18 vogatori più il timoniere, e quest'anno è il dopolavoro ferroviario, che ha l'onore di guidare questa storica imbarcazione. Abbiamo Maria Stella con... Quindi volevo solo parlare con te. Так, я спел после... No, это из-за Ed ecco l'inizio del corteo storico. Я на самом деле что было? Un attimino perché mancano pochi istanti per vedere proprio l'inizio del corteo. Naturalmente viene spinto a remi con la voga veneta, e l'emozione anche del dopolavoro ferroviario, l'emozione di tutti i vogatori, del timoniere. Poi verrà seguito dalla doganessa con 4 vogatori della Serenissima, poi una serie di gondole, 10 gondole camuffate con il colore bianco, canarina, viola, celeste, rosso, verde, arancio, rosa, marrone e rosso-verde. Sono i colori anche delle imbarcazioni in regata nella competizione. La rosso-verde è l'imbarcazione che funge da riserva. Intanto che il corteo storico continua il suo viaggio, no? Lungo il Canale Grande, raccontiamo che si sta preparando anche il corteo sportivo, che tra poco partirà, quindi vedrete dopo il corteo storico una serie di imbarcazioni che rappresentano le remiere di Venezia, tutte le remiere appunto che fanno parte dei circoli sportivi, che hanno questa grandi impegno di portare avanti la voga alla Veneta e a Venezia e non solo. Eccoli qua con il corteo storico, il colore, la musica. Rudy, se tu vieni qua, Rudy, riusciamo anche a... venga qui, Rudy, vieni che ti vediamo, no? Aspetta. Eccolo qua il corteo storico 2019. Ricordiamo che ci sono i costumisti che lavorano a lungo per far sì che i costumi, che i colori siano sempre splendenti, che rispondano alla giornata che Venezia ci sta offrendo.
Paolo, continua a raccontarci cosa vedi, perché vedremo tra poco tutti i speciali saluti qui alla macchina, che intanto io mi preparo per raccontarvi della grande novità del corteo storico, questa imbarcazione che arriva direttamente da Praga, dopo racconteremo con calma di cosa si tratta. Vai Paolo, ti lascio la linea. Ecco, Rudy, ok. Allora, ricordiamo intanto per il turista che il loro corteo storico è molto lento, perché ricordiamo ancora una volta viene spinto con la forza delle braccia, il percorso è molto lungo. Ha un barco in alto. Ma puoi farlo perché l'importante è che stiamo vedendo il corteo storico. Il corteo sportivo partirà tra non molto, ma non è ancora in canale. Adesso eccoli qua che arrivano. Attenzione perché il compito degli ospiti della macchina è anche quello di farsi sentire, quindi cominciamo magari con questa splendida giornata con un applauso alla città che si ospita, un applauso all'inizio della macchina. Grazie. Спасибо. Мне тоже шлем, что ли?